Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Gravissime ma stabili le condizioni dell'operaio 52enne vittima di un incidente sul lavoro e attualmente ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Stava lavorando in un impianto dell'ISAB Nord a Priolo quando sarebbe stato colpito al petto da un pezzo di metallo. Catania ha scoperto un arsenale a Picanello, trovati 60 kg di droga, fucili, pistole e munizioni, indagini per identificare il proprietario del deposito. Un'altra domenica senza gas. A distanza di quasi 3 settimane dall'esplosione, la fornitura a Trappeto Nord non è stata ancora ripristinata, proteste e rassegnazione da parte dei residenti del rione catanese. Piazza Federico di Svevia a Catania resterà pedonale, è stato bocciato il referendum sulla ZTL proposte dai detrattori della misura voluta fortemente dal sindaco trentino. Il pianista Giovanni Allevi incanta il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento, tutto esaurito per l'occasione. Calcio, tra poco Catania in trasferta sul campo della capolista Monopoli. La partita sarà trasmessa in diretta su Telecolor. Negli anticipi di Serie C il Messina pareggia per 0-0 contro il Picerno, poker del Trapani sul campo della Turris. In Serie B sfida impegnativa per il Palermo di Dionisi sul campo dello Spezia, subito titolare il nuovo acquisto Joel Poyampalo. Ancora buongiorno, restano gravissime ma stabili le condizioni dell'operaio che venerdì scorso è stato ferito al torace da un pezzo di metallo mentre lavorava in un impianto del petrolchimico di Priolo nel Siracusano. Il 52enne ha perso molto sangue e ora si trova ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. Il servizio di Simona Mazzone. Le sue condizioni sono stabili ma molto gravi a causa di un trauma toracico addominale. Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata l'operaio 53enne ferito al torace da un pezzo di metallo venerdì scorso mentre lavorava nella raffineria ISAB Nord del polo petrolchimico di Priolo nel Siracusano. Il lavoratore dipendente di un'impresa metalmeccanica esterna che in questo stabilimento si occupa di manutenzione di pompe e valvole stava intervenendo nell'impianto CR30. Mentre lavorava, probabilmente per estrarre un dado difficile da svitare, il suo attrezzo, uno spaccabulloni, per ragioni in corso di accertamento si è frantumato e una delle schegge di metallo lo ha colpito in pieno petto, comportando la fuoriuscita di parecchio sangue. Immediati soccorsi dei colleghi, il trasferimento all'ospedale di Siracusa prima e al Cannizzaro di Catania subito dopo, dove sono state necessarie più trasfusioni di sangue. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. La pompa e gli strumenti meccanici sono stati sequestrati. I sindacati puntano il dito sulle condizioni di degrado e di insicurezza del petrolchimico siracusano. Occorrerebbe fare chiarezza sull'affidamento dei lavori per la FIOM CGIL di Siracusa. Troppi punti oscuri invece per la UIL siciliana, sul piano della prevenzione sui luoghi di lavoro, così come su quello della repressione. Un arsenale è stato scoperto dalla polizia di Catania nel rione Picanello, trovati fucili, pistole, mitragliatrici e le relative munizioni, anche 60 kg di droga. Il servizio di Tonino De Mana. Un arsenale, circa 60 kg di droga sono stati sequestrati dalla polizia di Catania. Erano nascosti in un garage di Picanello a cui gli agenti sono arrivati grazie al fiuto dei cani Ares Maui dell'unità cinofile delle volanti. Occultati all'interno di valigie di fusti in plastica, la polizia ha trovato 2 fucili d'assalto del tipo Kalashnikov, un fucile semiautomatico con matricola brasa con la canna mozzata, una mitragliatrice, altre 9 pistole, tra rivoltelle semiautomatiche, alcune delle quali prive di matricola e anche una penna pistola. Le armi erano munite di silenziatori e di munizionamento di vario calibro. Nel nascondiglio sono stati trovati anche 60 kg di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per confezionare la droga. Nel dettaglio sono stati sequestrati 11 kg di hashish, 190 grammi di cocaina e 48 kg di marijuana. Nel garage sono stati trovati anche 2 motocicli risultati rubati. Indagini sono in corso per identificare il proprietario del deposito.
Prosegue a quota 3.000 metri sull'Etna l'eruzione cominciata ieri alle 17:35 tra la base del cratere Boccanuova e quella del cratere di sud-est. Il flusso lavico si espande in direzione Monte Frumento Supino. Questa attività è stata preceduta dal 6 febbraio da una modesta ed episodica attività esplosiva dal cratere di sud-est. In concomitanza dell'attuale fase eruttiva sull'Etna, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha emesso un VONA, un avviso dell'Osservatorio del Vulcano per l'Aviazione, di colore arancione per la presenza del flusso lavico ad alta quota, ma senza produzione di cenere lavica. L'attività dunque al momento non impatta sull'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, che è pienamente operativo. Restiamo a Catania. A distanza di 19 giorni dall'esplosione che ha sventrato 2 palazzine a Trappeto Nord, migliaia di persone, di abitanti del quartiere, sono ancora senza gas. Vi raccontiamo la loro strana domenica in questo servizio di Tonino De Mana. Dall'esplosione del 21 gennaio scorso che ha sventrato 2 palazzine a Trappeto Nord sono già trascorse 3 domeniche. 3 domeniche senza gas e senza certezze. Oltre al dramma degli sfollati e una quotidianità sconvolta per le 20.000 persone indirettamente colpite dallo scoppio causato da una fuga di gas che, se da un lato non ha provocato vittime, dall'altro sta creando enormi disagi agli abitanti di Trappeto Nord e San Giovanni Galermo. C'è chi addirittura prega per riavere il gas. Gesù mio, sbloccala questa situazione, non ne possiamo più. Cosa si mangia oggi a pranzo? Io sono evacuata da mia figlia, devo andare. Che cosa niente, che si mangia niente perché non si può cucinare. Qualcuno sa già cosa mangiare? Oggi pasta a forno comprata fuori. Per altri niente cibo da asporto. Io oggi sono a mangiare da mio cognato. Sono in tanti, per fortuna, ad avere ancora le bombole. Oggi quello che a casa comandano le mogli, giustamente quello che troviamo mangiamo. Sta pensando di aggiungere qualche altro posto a tavola? Se c'è qualcuno, ben venga. Fin quando c'è posto a tavola e c'è un piatto per poter mangiare le persone, ben venga. Non le manda a dire il consigliere della 4ª municipalità, Giuseppe Ragusa. Catania Rete Gas con il presidente Todoro dà la colpa ai consiglieri di quartiere che si sono attivati prontamente, e io sono uno di questi, ad comunicare e aiutare le persone colpite da questo disagio. Venga sui luoghi, non ascolti solamente 10-15 persone, ma ascolti l'intero municipio, anche in un consiglio di municipio che non si stanno più effettuando. Catania Rete Gas intanto annuncia che nelle prossime ore sarà reimmesso nelle condotte il gas nei quartieri Sannullo e Trappeto Sud. Oltre 250 firme raccolte in 2 giorni e l'obiettivo è arrivare a quota 1000. A Catania sono in agitazione gli abitanti di Fossa della Creta che si oppongono ai lavori per l'installazione di un ripetitore per la telefonia mobile alto circa 25 metri da realizzare a ridosso delle abitazioni, nonostante nella zona siano disponibili ampi spazi pubblici e privati. Ad avviare la petizione sono stati Filippo Petralia, Antonio Messina e Gianluca Guarnera, promotori del comitato spontaneo Fossa Creta. La pedonalizzazione, ancora a Catania, di Piazza Federico di Svevia è salva, non passa il referendum che ne chiedeva l'abolizione, e allora ci racconta tutto in questo servizio Lorena Dolci. Hanno lottato fino all'ultima firma, ma i banchetti disseminati per mezza Catania non sono bastati. Non passa il referendum per l'abolizione della ZTL, la pedonalizzazione di Piazza Federico di Svevia, scattata il 16 giugno scorso. Solo 6.600 firme raccolte a fronte delle 7.500 necessarie. I promotori, commercianti, ristoratori e associazioni hanno lottato 120 giorni contro quella che definivano una delibera nata in fretta che non teneva conto delle esigenze del territorio, quali ad esempio la mancanza di parcheggi e la presenza di disabili. Noi continuiamo sempre a essere critici rispetto a questa posizione delle ZTL perché hanno dimostrato proprio con i fatti di danneggiare i ristoratori. Purtroppo per quanto riguarda i disabili muniti di pass vengono continuamente multati. Da delibera sperimentale la zona a traffico limitato diventa così definitiva, lasciando il traffico lontano dal circuito attorno al Castello Ursino, in procinto di chiudere per un progetto di riqualificazione complessiva che richiederà 2 anni di lavoro. Per rispondere al grido d'aiuto dei ristoratori che lamentano un calo del fatturato, l'amministrazione durante l'estate aveva allestito
allestito spettacoli e concerti, serate a Marcord, che hanno preso il posto delle auto in tripla fila e dei parcheggiatori abusivi. Resta il dato di un quartiere popolare quasi abbandonato dai catanesi e sempre più affollato di case vacanze e B&B. Passione è saper investire. Il mix vincente del tennis club Calascibetta, una cittadina dello sport nata nel cuore della Sicilia, e mentre per ristrutturare un palazzetto dello sport si impiegano quasi 20 anni, proprio a Calascibetta nel giro di pochi anni è stata realizzata un'opera che avvicina tanti giovani appunto allo sport. Il servizio di Marco Gullà. Nella Sicilia, in cui per la ristrutturazione di un palazzetto dello sport possono passare anche 17 anni, come nel caso di Palermo, ci sono anche realtà come quella che vi stiamo per raccontare, quella del tennis club Calascibetta, provincia di Enna. In questa parte interna della Sicilia, in pochissimi anni si è passati da un solo campo da tennis ad una vera e propria cittadella dello sport. Tennis, basket, padel, pickleball, calcio, campi coperti, investimenti e passione, l'esempio di come si può investire bene in Sicilia. In effetti è una struttura che è nata in 5-6 anni, diciamo, dall'inizio, la prima struttura polivalente, e a seguire i campi da tennis, il campo da pickleball, da padel e da ultimo il campo coperto, che per noi è veramente una grossa fortuna, in quanto con le nostre temperature possiamo svolgere tutte le attività didattiche e anche agonistiche durante il periodo invernale. Calascibetta, 4.000 abitanti, questo circolo permette a tantissimi bambini di avvicinarsi allo sport. Sì, molti bambini sono avvicinati al tennis da quando c'è il nostro circolo, tantissimi, pur essendo un piccolo paese che siamo 3-4.000 abitanti. Tra la scuola tennis e ci sono proprio tantissimi bambini che partecipano. E allora quando c'è passione, quando si investe con intelligenza, il risultato non può che essere positivo. Durante una trasferta dico a Salvatore: perché non creiamo un circolo a Calascibetta? Da questo ci siamo messi alla ricerca di 30 soci fondatori e siamo riusciti in breve tempo a creare questo circolo. E allora, complimenti a Calascibetta. Noi invece parliamo adesso del meteo. Domenica di maltempo in Sicilia, pioggia e temporale soprattutto nelle province di Trapani e Palermo. La perturbazione però interesserà in serata anche la parte orientale dell'isola. La Protezione Civile, che ha diramato l'allerta arancione, raccomanda prudenza. Il servizio di Desiree Ferlito. Domenica di maltempo in Sicilia. Dopo una settimana uggiosa e incerta, piogge intense e temporali hanno colpito le province di Trapani e Palermo. Diramata su tutta l'isola l'allerta arancione della Protezione Civile. La perturbazione infatti attraversa da ovest verso est la Sicilia. La pioggia più incisiva al momento sulla zona centrale dell'isola e nelle prossime ore interesserà anche il versante orientale. I fenomeni potrebbero risultare anche di forte intensità anche sulla zona sud-orientale. La Protezione Civile raccomanda prudenza e invita a limitare gli spostamenti. Questi fenomeni, spiegano gli esperti, saranno accompagnati da una marcata attività elettrica che aumenta il rischio di fulmini e incendi. Un miglioramento è atteso per la prossima settimana, anche se le condizioni meteo resteranno perturbate. La nuova settimana invece vedrà spiccata variabilità atmosferica, con occasione per nuove ampie aperture soprattutto sul comparto centro-occidentale della Sicilia, mentre il versante ionico sperimenterà qualche nuovo episodio instabile, con occasione per qualche locale rovescio o temporale. Anche le temperature in picchiata registrate in questi giorni, che hanno favorito l'imbiancarsi dell'Etna, torneranno a salire. E adesso ci spostiamo nel Ragusano, presentato a Comiso il libro Donne di carta, un itinerario letterario per scoprire i luoghi e le scrittrici di una Sicilia che dava poco spazio alle donne per esprimersi. Il servizio è di Veronica Barbarino. Goliarda Sapienza, Anna Ruggeri e Mariannina Coffa, Maria Occhipinti ed Elvira Mancuso e ancora Maria Laimo e Carol Lunetta Cianca sono solo alcune delle scrittrici siciliane riscoperte e raccontate da Marinella Fiume e Fulvia Toscano in Donne di carta. Un itinerario letterario per scoprire i luoghi, a volte lontani dalle rotte turistiche usuali, in cui queste figure hanno vissuto.
I tempi sono quelli in cui in Italia e in Sicilia si dava poco spazio alle donne di esprimersi. Questa guida quindi celebra chi con grande tenacia e sensibilità non ha mancato di far sentire il proprio punto di vista sul mondo. Con tutti questi pallini rossi sono indicati tutti i luoghi della nostra isola che noi abbiamo battuto grazie a tutte le associazioni, le scuole, le università, i comuni che hanno collaborato al progetto per raccontare questo itinerario di storie di donne. Hanno in comune la passione per la scrittura, l'avere pubblicato libri, alcuni dei quali che hanno avuto una storia felice, fortunata, editoriale, altri che invece dimenticati. Una guida per varcare le soglie delle case di queste donne, le loro scuole, le strade che accolsero i loro passi scomparsi nel tempo, ma oggi ritrovati. Uno dei pregiudizi più radicati è che in campo e in ambito femminile spesso la Sicilia, la Calabria, il profondo sud siano in qualche modo, tra virgolette, arretrati o quantomeno arrivati in ritardo. Ecco, invece noi stiamo cercando di invertire questa tendenza e stiamo cercando di raccontare un'altra Sicilia, dove in tempi non sospetti e difficili le donne siciliane sono state veramente all'avanguardia di tutto. E adesso ci occupiamo di musica. Il maestro Giovanni Allevi incanta Agrigento, il suo piano solo tour debutta al Teatro Pirandello, tappe anche a Palermo e a Catania. Il servizio di Davide Sardo. Un teatro Pirandello gremito, un pianoforte e un silenzio carico di emozione. Poi le prime note e la magia ha avuto inizio. Ieri sera Giovanni Allevi ha inaugurato il suo piano solo tour ad Agrigento, nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. 80 minuti di pura intensità musicale tra virtuosismi e momenti di delicata introspezione, con il pubblico rapito dalla sua interpretazione. Applausi scroscianti e standing ovation hanno accompagnato il maestro, che ha trasformato il teatro in uno spazio sospeso tra sogno e realtà. In scaletta, da aria a luna, passando per l'idea, un viaggio emozionale che ha toccato le corde più profonde degli spettatori. A 55 anni, con i riccioli ormai ingrigiti, Allevi mantiene l'aura di artista timido e geniale che lo ha reso un'icona pop. Laureato in filosofia, ha arricchito la serata con riflessioni sullo stoicismo e il suo significato nel mondo contemporaneo. Dopo Agrigento il tour proseguirà in Sicilia con tappe a Palermo e Catania, ma il ricordo di questa notte resterà a lungo nel cuore di chi c'era. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo con la Serie C, con il Catania che oggi sarà impegnato in casa della capolista Monopoli. Calcio d'inizio della partita alle ore 15 con i rossazzurri che arrivano al match senza ben 10 giocatori. Scelte obbligate dunque per il tecnico toscano. La diretta della partita sarà trasmessa su Telecolor, il servizio di Francesco Triolo. Una partita crocevia, non decisiva ma dal peso specifico diverso per il Catania. I rossazzurri oggi pomeriggio sono impegnati a Monopoli in casa della capolista del girone, ma devono fare i conti con le tante assenze che condizioneranno anche le scelte di Mimmo Toscano. Ben 10 gli indisponibili, quasi un'intera squadra. Le assenze tutte annunciate riguardano gli squalificati Frisen e Quaini e gli infortunati Beders, Dalmonte, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Montalto, Stop e Sturaro. Il momento non è certo dei migliori per gli etnei, reduci da 7 punti nelle ultime 7 gare, con 4 sconfitte che hanno fatto precipitare ancora di più la squadra in una posizione di classifica anonima. Un risultato positivo a Monopoli darebbe alla squadra uno slancio, soprattutto dal punto di vista della fiducia. Situazione certo non facile, però, per il via dei tanti indisponibili. 18 i convocati da Toscano, che dovrebbe dare una maglia da titolare ad Allegretto, che andrà a comporre una difesa a 3 con Ierardi e Del Fabbro. A centrocampo torna De Rose accanto a Di Tacchio, con Guglielmotti e Anastasio sulle fasce. Molto limitate le opzioni in avanti, Jimenez giocherà da trequartista, Toscano deve scegliere tra la formula a 2 punte con De Paoli subito nella mischia al fianco di Inglese ed un 3-4-2-1 con il rientrante Luperini accanto all'ex atalantino e Inglese unica punta. Di fronte il Catania si troverà un avversario che presenterà il suo zoccolo duro, lo stesso più o meno di quello che si è comportato bene a Benevento. 3-5-2 in attacco con Grandolfo e Yeboah.
Calcio inizia alle 15 e diretta esclusiva su Telecolor, dalle 14 diretta stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti nel prepartita, le immagini live del match ed un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Sempre in Serie C, pareggio per 0-0 del Messina al Francoscoglio contro il Picerno, largo successo invece per 4-0 del Trapani a Torre del Greco contro la Turris, il servizio è di Sergio Colosi. 4 campionati di Serie C, 8 partite tra andata e ritorno, mai una vittoria del Messina sul Picerno, squadra più solida e strutturata con vista sui play-off. Le parate di Krapicas salvano i giallorossi, rigore compreso di Volpicelli. Un legno per parte, Garofalo nel primo tempo e l'ex Manetta nella ripresa completano le principali emozioni. Banchieri 5 punti in 3 partite rimane imbattuto, ma al Messina per la salvezza servono gli straordinari e il calendario con Benevento, Trapani, Monopoli e Avellino prossimi avversari non è un alleato. Il recupero degli infortunati e una condizione fisica, soprattutto dei nuovi da migliorare, sono aspetti fondamentali per risalire la classifica. Buono l'esordio di Gelli in difesa, meno bene Averi e Vicario, mentre Crimi si conferma leader. Risolta la pratica Turris, il Trapani è già proiettato alla semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, in programma martedì a Rimini. Si parte dallo 0-0 dell'andata. A Torre del Greco, seconda vittoria consecutiva per Torrente, 4-0 firmato da Ciuferri, Ongaro e dalla doppietta del capitano Celiento. E adesso andiamo in Serie B, dove alle 15 il Palermo sarà impegnato sul campo dello Spezia, rosanero subito con Poyampalo e Brunori in avanti. Esordio anche per il portiere Audero. Marco Gullà. Il mercato invernale ha consegnato un nuovo passaporto al Palermo, regina del mercato di Serie B grazie soprattutto all'arrivo di Joel Poyampalo. Oggi pomeriggio alle 15 al Picco contro lo Spezia ci sarà proprio l'esordio del finlandese in coppia con Brunori, una coppia da sogno per cambiare gli scenari. L'attesa è tanta, alla Spezia ci saranno circa 1000 tifosi del Palermo. I liguri viaggiano con un'altra marcia e vogliono approfittare dello scivolone del Pisa per avvicinarsi al secondo posto. La vicinanza del pubblico e della società ci rende ancora più equilibrati in campo, perché dobbiamo avere un cammino più positivo, non fatto di alti e bassi, perché un po' è stato il fatto che non vinci e la partita dopo vuoi vincere, vai sotto e pensi alla vittoria, ma se vai sotto devi pensare a non prenderne un altro e farlo, e quindi dovremmo essere equilibrati, perché sicuramente le sconfitte ad oggi sono tante. Sono tante, ben 10, e allora il Palermo al Picco dovrà giocare con un altro abito. A centrocampo Gomez dovrebbe riprendersi le chiavi del reparto, Ranocchia e Segre verso la conferma, così come per Magnani in difesa. In porta esordirà il quarto portiere della stagione, ovvero Audero. Si inizia alle 15. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale, che finisce qui. Dunque vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti.